Come sta l'agricoltura italiana ed europea in questo momento? Spesso dimentichiamo che l'agricoltura rimane un settore strategico per l'Unione Europea perché la sicurezza alimentare è un valore fondamentale, però l'agricoltura europea qualche problema ha, in primis la mancanza di giovani, dobbiamo cercare di attirare giovani, dobbiamo puntare verso produzioni di alta qualità anche per migliorare la nostra posizione in giro per il mondo, perché l'Unione Europea non solo riesce a produrre il fabbisogno alimentare per i cittadini europei, ma soprattutto vendiamo tanti prodotti, soprattutto anche di alta qualità e anche italiani in giro per il mondo. A che punto siamo con la riforma della PAC 2021-2027? Abbiamo votato questa settimana, questo lunedì, questo martedì, più di 6.000 emendamenti, quindi il voto in Commissione Agricoltura è sostanzialmente fatto. Avremo all'inizio della prossima settimana un altro voto che però è per niente problematico e ci fermeremo lì. Purtroppo non riusciamo a dare in aula, io ero sempre favorevole a un passaggio in aula, quindi un voto in riunione plenaria del Parlamento per piantare veramente un palo in questa riforma, e questo purtroppo anche perché qualcuno non voleva, adesso non si fa più, slitta tutto alla prossima legislatura. Come si annunciano? Quali sono le principali novità della prossima PAC? Io penso il voto di questo lunedì e soprattutto di questo martedì sui cosiddetti piani strategici è andato sostanzialmente bene, cioè dal punto di vista degli agricoltori ci sono delle novità, soprattutto per quanto riguarda l'impostazione vera e propria della PAC, cioè aumenta il ruolo nella programmazione degli Stati membri e delle regioni, diminuisce il ruolo dell'Unione Europea, questo forse è anche un po' spirito di questi tempi. C'è una sostanziale novità sul greening che sarà trasformato in cosiddette eco-schemes, però io penso che questo sia un voto favorevole e che sarebbe stato utile difendere questo voto anche in aula.